Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo l'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto "A te ogni onore e gloria". A te ogni onore e gloria, onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio. A te ogni onore e gloria, tu sommo bene, ogni bene, tutto il bene, tu solo buono. A te ogni onore e gloria, a te onore e benedizione, ora e per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ancora una ricorrenza francescana in questa settimana. Oggi ricordiamo Cappuccino San Francesco Maria da Camporosso presso Imperia, dove nacque nel 1804. A Genova appunto è conosciuto semplicemente con l'appellativo di Padre Santo, ecco a dire la reputazione di uomo di Dio che si guadagnò elemosinando con umiltà per 40 anni lungo le vie del capoluogo ligure, proprio a beneficio di tanti poveri, sempre con parole illuminate nella loro semplicità. Nel 1866, mentre infuriava il colera in città, si offrì vittima assistendo gli ammalati e spesso contagiati da questo morbo. Ecco, morì lui stesso. Fu beatificato il 30 giugno 1929 e dichiarato santo da San Giovanni XXIII il 9 dicembre 1962. Disponiamoci a incontrare il Signore con umiltà chiedendo il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che in San Francesco Maria, tuo umile servo, ci hai dato un esempio singolare di carità operosa, fa che anche noi, a sua imitazione, con il suo aiuto, ci dedichiamo con generosità e umiltà al servizio del prossimo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questo devi insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità,
È accecato dall'odio, dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di queste questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. Certo, la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo insieme: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Perché dovrò temere nei giorni del male, quando mi circonda la malizia di quelli che mi fanno inciampare? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Certo, l'uomo non può riscattare se stesso né pagare a Dio il proprio prezzo. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita, non sarà mai sufficiente per vivere senza fine e non vedere la fossa. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Non temere se un uomo arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, infatti, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Anche se da vivo benediceva se stesso, si congratuleranno perché ti è andata bene. Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni. Parola del Signore. Lode a te, Cristo.
l'Evangelista Luca con queste pochissime righe ci rivela una realtà molto semplice, anche se dimenticata. Gesù non cammina soltanto con i 12 apostoli, con lui ci sono anche delle donne che lo seguono anche con gratitudine per essere state aiutate, guarite, donne che lo servono, che mettono a disposizione i loro beni per rendere possibile la missione. Sono discepole, sono vere collaboratrici, sono nel silenzio operatrici insieme al Signore Gesù. Loro lo fanno, come dire, dietro le quinte, donando del tempo, ascolto, presenza, e rendono possibile con il loro possibile l'opera di Dio. Ecco, ci ricordano che il vero servizio non cerca la visibilità, non si mette in mostra, non accende riflettori su di sé. La preoccupazione è che brilli una luce, quella di Cristo. E se sfogliamo un po' la Bibbia, ecco, noteremo che lungo la storia della salvezza, in momenti decisivi, c'è spesso una donna, una madre, una donna che apre la strada, che custodisce, che sostiene. Ecco, il cristianesimo non vive, se per dirci l'Evangelista e la realtà, la storia del Signore Gesù, non vive di palchi, di protagonismi, vive anche di silenzio fecondo. Vive di chi non appare, di chi non viene nominato, ma rende possibile tutto. Questo non è una scusa per tenere in disparte, in seconda fila, ma per guardare come guarda Dio, perché Dio non ama il palco, ma il nascondimento, l'umiltà. Il Signore Gesù si è spogliato di tutto per nascondersi quasi, per sfuggire al riconoscimento dei grandi della terra. E quando entreremo in paradiso scopriremo che il posto più vicino a Dio è occupato da una donna, da Maria Santissima, che nel silenzio ha permesso la nostra salvezza. Come canta il Magnificat, davvero Dio ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Allora cogliamo l'invito che ci viene da questa descrizione, da queste poche parole. Lasciamo cadere noi stessi una certa ricerca del riconoscimento pubblico e magari oggi stesso mettiamo a disposizione di chi ci sta vicino il nostro tempo, il nostro ascolto, e in questo ricorderemo la nostra condizione di discepoli, disponibili a seguire il Signore, a collaborare con Lui.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva questo sacrificio a lode e gloria del suo nome. La nostra offerta, Signore, ti sia accetta per i meriti di San Francesco Maria, che infiammato di amore si offrì vittima a te tanto gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, Santo, sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in modo particolare di Giorgio, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, San Francesco Maria, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Dio, fammi strumento della tua pace. Dio, fammi strumento della tua pace. Dove c'è l'odio portare l'amore, dove c'è offesa portare il perdono, dove c'è il dubbio
ai disperati ridare speranza, dove c'è il dubbio portare la luce, dove tristezza portare gioia, donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore. Dio, fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori. Non voglio avere, ma solo donare, capire e amare i miei fratelli. Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, 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 rinasceremo. Preghiamo. O Signore, la partecipazione al divino sacrificio ci sia di conforto nelle prove di questa vita e ci faccia pregustare le delizie della patria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Diamo grazie a Dio. Santa Maria del Cammino. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo
imperfette e gli errori alla base del successo. Ogni settimana nelle storie e nelle vite di chi ce l'ha fatta, non nonostante gli errori, ma proprio grazie a questi errori. Un viaggio tra sogni, inciampi, scelte difficili, perché dietro ogni conquista c'è la storia di una persona vera con tutte le sue imperfezioni. Interviste imperfette, le storie che ci somigliano, ogni sabato alle 12:15 su TV7 Triveneta, canale 19 del Tour Telecomando e naturalmente sui social. Prix, tanti prodotti a 99 centesimi. Ad esempio, birra Corona in bottiglia da 33 centilitri a 99 centesimi. Prix, risparmiate sereni. Da noi si mangia bene. Ed allora dirai I love you Prix. Cari telespettatori, siamo con Maria Pistorello, segretaria SPCGL di Vicenza, e parliamo di una cosa molto importante con una scadenza vicinissima, sono dei soldi. Di che cosa si tratta? Si tratta del contributo regionale di 400 euro che viene riconosciuto alla persona non autosufficiente, all'invalido, alla persona invalida al 100%, che però sia accudita in famiglia, non sia residente in una casa di riposo. Questa non è una novità, c'era anche lo scorso anno, aveva una platea molto più estesa, esatto. vero? L'anno scorso